C'era un tempo quando i friulani erano i profughi, erano loro i profughi, valigie in mano, andavano in giro per il mondo con un unico minimo comune denominatore, ovvero quello di lavorare. Ora questa storia si ripete, sempre più giovani a caccia di belle speranze e di innovazione investono il loro futuro all'estero, un fenomeno che stasera vogliamo analizzare insieme ad Adriano Luci, presidente di Ente Friuli nel Mondo. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi tutti. Potete mandare un messaggio per raccontare anche le vostre esperienze, fare domande all'ospite, sapere anche se vedete un futuro in Italia per i vostri figli. Parleremo con Adriano Luci anche di Brexit, di Venezuela, mi viene in mente in questo momento, cioè teatri caldi nel mondo per capire un po' il loro futuro. Sappiamo anche però che Adriano Luci insieme a Ente Friuli nel Mondo è in partenza domani, se non sbaglio, forse alla stessa ora per andare, esatto, sì, per andare in Sud America. Domani si parte, sì, sì. Si parte per che cosa? Partiamo per l'Argentina e Uruguay. Teatri importanti? Sì, visiteremo 6 focolars, partiremo da Avellaneda dove si ricorrono i 140 anni di fondazione della città che è stata fondata dai nostri friulani nel 1879 e che è vissuta e popolata da friulani o comunque da discendenti di friulani. Poi ci muoveremo su altri focolari in giro per l'Argentina, proprio perché il nostro obiettivo è quello di mantenere viva questa rete. Un'occasione importante anche per le imprese, insomma, per allacciare importanti rapporti, per visitare i focolari, insomma, per cercare di allacciare i rapporti con i friulani. Sì, io credo che sia importante trovare il modo di mettere in rete quello che noi siamo e quello che abbiamo seminato e che i nostri avi hanno seminato in giro per il mondo. Domani con noi ci sarà anche il Presidente del Consiglio regionale e questo ci fa particolarmente piacere perché vuol dire che la Regione ha un occhio di attenzione sul fenomeno dell'emigrazione, sul fenomeno anche dei nostri corregionali che sono sempre molto attenti a cercare di mantenere in vita questo filo conduttore che li contraddistingue nel loro modo di essere, nella loro, friulanità. Intanto che lei sta parlando ci sono anche delle immagini, se non sbaglio, dell'ultima missione che avete fatto in Argentina. Esatto, sì. Che se non sbaglio era a settembre. Sì, esatto. Anche quella è stata una missione. Una bella missione, sì, importante perché abbiamo anche lì visitato più focolars, abbiamo visitato anche dei focolars che non erano, da tantissimo tempo, addirittura non erano mai stati visitati da un presidente dell'Ente Friuli del Mondo, e quindi questo ci ha fatto particolarmente piacere, anche perché ci sono situazioni dove, grazie ai nostri progetti di coinvolgimento dei giovani che vengono da quei paesi, quando loro rientrano restano affascinati e fanno di tutto per riattivare, rimettere in moto, mettere benzina nel motore del focolar per cercare di continuare questa forte tradizione che noi abbiamo. Ecco, quanti sono i focolari, quanti sono i friulani? Un po' sparsi per il mondo e soprattutto immaginiamo che crescono quasi come funghi, insomma, visto anche il periodo, visto che ci sono tanti nuovi giovani che se ne vanno, insomma, all'estero. Beh, i focolari sono 165, ci sono certi che sono molto attivi, alcuni meno, dipende un po' da tanti fattori, ma diciamo che soprattutto in America Latina c'è un particolare fermento, perché probabilmente anche legato alle condizioni economiche di quei paesi, quindi vediamo il Brasile piuttosto che appunto l'Uruguay, cioè i giovani probabilmente trovano un motivo di incontro all'interno del focolar e riescono a vitalizzarli, a dargli vita e soprattutto a mantenerli molto, molto attivi. È un modo per creare relazioni tra di loro e cercare di creare relazioni molto più semplici per entrare all'interno di un paese, perché sennò altrimenti si troverebbero da soli. Certo, questo è fondamentale e ritengo anche che sia un valore che non dobbiamo disperdere, anzi dobbiamo fare in maniera di dare il massimo per riuscire a non sprecare quella che è un'energia forte che noi abbiamo, perché, come dicevo, 165 sono i focolars in giro per il mondo
22.000 sono i friulani iscritti ai Focolars, ma poi ci sono tutti i simpatizzanti che viaggiano all'interno dei Focolars durante l'anno sociale. È un po' quando ci sono la sfilata degli alpini, ma alla fine ci sono tutti i simpatizzanti dietro. Poi alla fine sono tutti alpini, no? Infatti, quindi, sì, è un po' quello che si assiste un po' all'estero. Sì, perché c'è il Focolare, ma ci sono gli amici che diventano friulani loro stessi. Sì, ma le spiego anche perché i nostri friulani, quando sono emigrati, hanno fatto veramente cose incredibili, imprese, hanno fatto delle imprese perché per fare quello che loro hanno fatto in quei periodi, in quei tempi. Pensi, la prima emigrazione è cominciata nel 1870, no? Ma sono andati ad esempio a Avellaneda, sono andati a fondare questa città grazie a degli accordi che sono stati presi tra i governi nazionali, quindi tra il Brasile e l'Italia, per far sì che questi territori venissero in qualche modo lavorati, popolati, e quindi venivano dati 32 ettari di terra ad ognuno purché andassero là a cercare di vitalizzare, no? Rendere vivo il territorio. E adesso siamo arrivati, insomma, alla terza, quarta generazione. Sì, sì. Persone che magari non hanno più un contatto con il Friuli Venezia Giulia, nel senso ovviamente un contatto ce l'hanno attraverso i loro avi che magari non ci sono più, eppure magari ci sono questi ragazzi che ricreano i focolari o sono all'interno dei focolari. Sì, quindi proprio, non viene mai dimenticata questa tradizione. È proprio così e molti di loro vengono qui proprio per ricercare le loro radici e per capire da dove provenivano i loro avi, e questa è una cosa che fa accapponare la pelle. Tant'è che voi avete anche un raduno, insomma, durante l'anno, in modo da poter far rivedere il loro Friuli, insomma, poter unirli e poter praticamente far rivivere questo Friuli. Magari c'è qualcuno anche che ritorna dopo. Qualcuno anche ritorna, sì, questo, insomma, io credo che dobbiamo essere aperti sotto questo tipo di ragionamenti, perché evidentemente si va, si torna, si ritorna e così via. La vita diciamo, è fatta così. Oggi è molto più facile spostarsi, oggi è molto più facile collegarsi, e credo che questo sia diciamo, forse il momento giusto anche per rivitalizzare quelle che sono le organizzazioni che si occupano dei corregionali all'estero. Ecco, io chiedo alla regia anche di mandare in onda il numero degli SMS, appunto perché così poi potete partecipare, insomma poter mandare i messaggi direttamente al nostro ospite e, come ho detto, anche raccontare le vostre esperienze o l'esperienza anche dei vostri figli che magari sono all'estero in questo momento. Immaginare anche se voi come genitore vedete un futuro per i vostri figli qua in Italia. Lo chiedo direttamente anche a Adriano Lucci. Lei come padre vede un futuro anche per suo figlio qua in Italia? Ma sicuramente sì, è quello che perché tanto si parla di fuga di cervelli, di gente che va all'estero, gente che non ritorna. Ma dipende sempre dalle aspettative che vogliamo creare, aspettative che hanno anche i nostri figli, però il nostro è un territorio che in qualche modo dà delle opportunità, anche la nostra nazione dà delle opportunità. Io non mi associo a coloro i quali lanciano questo grido d'allarme continuo ai giovani che scappano. Devo anche dire che molti giovani, quando vanno in Australia piuttosto che in Inghilterra, vanno a fare dei lavori che qui non si permetterebbero mai di fare. Quindi voglio dire, bisogna analizzare a fondo le tematiche, cercare di essere coerenti, soprattutto essere sinceri in quello che si dice. Io credo che le opportunità ci siano, bisogna costruirle, bisogna creare le condizioni. C'è un compito che spetta alla politica, c'è un compito che spetta agli imprenditori, c'è un compito che spetta alla società. Ecco, credo che se tutti insieme ci impegniamo per diciamo, per rendere questa società, che è complessa, ma è complessa ovunque, non è complessa solo in Italia, se ci mettiamo tutti insieme a fare un buon lavoro, probabilmente riusciamo a costruire le condizioni perché si possa vivere meglio in Italia trovare opportunità in Italia, che a mio avviso ce ne sono. Bisogna sempre avere, diciamo, l'occhio e avere una visione. La visione spetta a tutti. Senza dimenticare il fatto che è importante anche, visto che lei è un imprenditore, insomma, è importante viaggiare, è importante investire all'estero, fare dei viaggi all'estero e cercare di avere la lingua, soprattutto conoscere la lingua per poter avere tutta una serie di relazioni con le persone straniere o chi è in Europa, sempre che Europa si tratti, visto che i tempi non sono maturi forse per avere un'Europa con le stesse leggi, ne parleremo tra poco. Io la rimando adesso uno screenshot che noi abbiamo tratto dal Sole 24 Ore. Proprio a questo proposito lei o ha letto questo articolo o comunque l'ha anticipato, perché si parla di lavoro, 246.000 giovani italiani che vanno all'estero, però dice il Sole 24 Ore non è una fuga. Eccolo qui il titolo. Sono quasi 28.000 i giovani italiani che con la laurea in tasca solo nel 2017 sono volati all'estero, a loro si aggiungono 33.000 diplomati, hanno un titolo di studio medio-alto.
Complice la globalizzazione, però l'orizzonte di queste generazioni si sta spostando sempre più lontano, ecco che i giovani oggi sono disposti anche ad andare in Brasile o negli Emirati Arabi per inseguire i loro sogni di carriera. Conclude l'articolo Il Sole 24 Ore dicendo: non chiamateli però cervelli in fuga, sono giovani che hanno scelto di cercare il bello del mondo ovunque si trovi. Lei si trova d'accordo su questo? Sì, io condivido questa visione e se posso dire, per portare anche un esempio concreto e positivo, il presidente del Focolare di Shanghai alcuni anni fa, ci siamo incontrati, precisamente 3 anni fa, ci siamo incontrati, abbiamo parlato di un suo progetto, di una sua idea e io l'ho messo in contatto con il presidente di Friuli Innovazione. Lui circa un anno fa è rientrato in Italia e all'interno del parco tecnologico Friuli Innovazione lui ha costituito un'azienda, ha fatto una società diciamo innovativa che oggi sta già impegnando, sta già occupando delle persone e altri giovani e quindi è lanciato con un progetto molto importante che porterà sicuramente occupazione. Allora dico, se le persone si mettono in rete, se tutte quelle opportunità che noi abbiamo sul nostro territorio che io definisco splendido, abbiamo parchi tecnologici, abbiamo università, non ci manca nulla. Però il problema è che tante volte la destra non sa cosa fa la sinistra o viceversa. In tutti i sensi, ecco, anche a livello politico. Qualche volta anche a livello politico. Ecco. E quindi credo che questo sia un vero peccato. Ecco. Da persone che hanno sensibilità credo che dobbiamo capire che questo non è possibile, non dobbiamo sprecare le energie. Ci sono delle grandi opportunità, bisogna che condividiamo i patrimoni che abbiamo. I patrimoni che abbiamo nel senso che tutte le nostre conoscenze, le competenze, poterle condividere con i giovani, con gli altri, comunicarle è fondamentale. Allora, in questa occasione abbiamo messo in contatto semplicemente 2 persone con delle esigenze diverse, ma che comunque convergono, e oggi c'è una nuova azienda che fa occupazione e questo è grazie al Focolare. E a questa bellissima esperienza questa, io le chiedo l'ultima cosa prima di andare in pubblicità, se a questo proposito la chiusura delle frontiere la spaventa. Tutti questi muri, tutte queste chiusure paventate. Ormai i muri non si chiudono, non si possono erigere perché vediamo che non è più possibile. No? Ecco, evidentemente ci possono essere dei problemi di tipo politico perché molto spesso sulle paure delle persone si fanno delle politiche. Ecco, io credo che quello che sta avvenendo oggi in Inghilterra sia la stessa cosa, nel senso che ieri si leggeva, si ascoltava anche nei telegiornali che qualora la Brexit fosse... Ne parleremo tra poco, infatti. Ecco, io credo che non dobbiamo lavorare sulla paura della gente, ma dobbiamo lavorare sulle cose serie, sulle cose concrete, ma soprattutto dobbiamo lavorare su un continente che è l'Europa, ma inteso come continente e non semplicemente... Lo sta facendo anche questo governo italiano, secondo lei? Sta lavorando sulla paura della gente? Ma un pochino sì, credo di sì. Pubblicità, torneremo tra poco a parlare di Brexit. Eccoci tornati in studio sempre con Screenshot. Oggi abbiamo Adriano Luci, presidente dell'Ente Friuli del Mondo. Finora abbiamo analizzato un po' le dinamiche di quello che fa l'associazione, ma anche di quanti friulani ci siano all'estero, tanti friulani che vogliono fare rete, investire e ce la fanno, anche quest'ultimo esempio di Shanghai. Certo. In caso la puntata la potete anche recuperare non solo in replica ma anche su YouTube, insomma, per sapere questo esempio che ci ha portato Adriano Luci. Però con lui volevo soffermarmi sulla questione della Brexit. Sì. Perché in realtà non è che ci abbiamo capito molto alla fine. Sì, effettivamente però, no. Ecco, nel senso, quali ripercussioni ci possono essere per gli italiani? Contando il fatto che ci sono 700.000, se non sbaglio, italiani in Inghilterra. Sono tantissimi, Inghilterra che rischia un crollo del PIL, ma anche della sterlina. Lei teme che ci possano essere delle ripercussioni o delle opportunità? Ma io temo che questa cosa sia nata quasi per gioco, no? Che poi alla fine ci sia stato un montante tale per cui alla fine si è lavorato sulla paura delle persone per poi arrivare a un non risultato e quindi a non riuscire più a gestirlo. No? Che sia stato quasi un segnale all'Europa alla fine, senza pensare sostanzialmente a quello che poteva accadere per l'economia inglese. Sì, io personalmente addebito molte cose a un'Europa che non esiste, cioè esiste sulla carta. Noi possiamo dire di aver avuto dei benefici come sistema da una moneta unica, possiamo avere dei benefici degli accordi su Schengen, benissimo, non ci sono confini,
Però a parte questo non c'è una politica comunitaria sul mondo delle banche, non c'è una politica comunitaria sull'economia in generale, non c'è una politica, diciamo, di continente che si contrapponga in termini costruttivi agli Stati Uniti piuttosto che altri paesi, no? Quindi ogni paese è lasciato da solo, come nel caso degli immigrati, e questo è un grande problema che non spetta all'Italia. Ma anche le aziende stesse italiane, friulane, sono lasciate da sole, se pensiamo anche a tanti fenomeni, scusi se la interrompo, di delocalizzazione. Perché si delocalizza alla fine? Ma in Perché effetti, magari guardi, ci sono delle regole diverse, perché un imprenditore magari trova della manodopera a basso costo, diciamo, in Romania, senza fare casi adesso a nomi di aziende, piuttosto che in Italia dove il costo del lavoro è elevatissimo. Abbiamo accelerato un processo di aggregazione di paesi che, diciamo, erano a livelli assolutamente molto diversi rispetto ai nostri e dove la manodopera chiaramente aveva dei costi diversi. Le regole non erano e non sono rispettate come sono rispettate nei paesi più evoluti come l'Italia piuttosto che la Germania. Quindi abbiamo messo tutto in un calderone per poi dopo fare che cosa? Ritrovarci in una situazione dove andiamo ad addebitare o additare le aziende perché si sono spostate da un posto all'altro per riuscire a produrre in termini economici, perché comunque dobbiamo guardare un po' in maniera un po' più ampia, perché poi dopo il concorrente è la Cina, gli Stati Uniti e altri continenti. Quindi di cosa parliamo, no? Cioè questa Europa non esiste, esiste solo sulla carta e soprattutto esiste per continuare a costruire carta, a mettere carta su carta, norme su norme. Quindi è un'Europa che così non può funzionare. Io sono un europeista e sono totalmente europeista, ma per dire che il nostro deve essere un continente compatto che lavora sull'efficienza di un sistema più complesso, perché oggi la complessità fa parte delle regole, fa parte delle cose, ma non la puoi gestire se ci sono queste differenze all'interno dello stesso continente così marcate. Pensi che Juncker si è svegliato l'altra mattina e ha detto che, adesso non ho sentito bene le sue parole, però l'hanno riportate i giornali, i maggiori quotidiani oggi, ha detto che l'austerity è stato un errore perché hanno distrutto la Grecia. E lo dicono dopo che l'hanno distrutta però, no? E così cosa devono farlo con altri paesi? Credo che effettivamente il problema esista e soprattutto, ma ecco, io domando agli spettatori, domando a lei, ma scusatemi, ma voi avete mai parlato con un componente europeo, della Commissione europea? Cioè, una volta eletti non sappiamo più dove che parte vanno e a chi rispondono. Quindi ci viene da domandarci... Lei sa quali sono i nostri deputati, i nostri europarlamentari? Ma guardi, io ricordo solo una che è la De Monte, perché so che è una persona che ha fatto un buon lavoro e che ho incontrato anche a Bruxelles, ma dopo questo io veramente non conosco nessuno, non esiste più nessuno. Il Zulo del 5 Stelle? No, non lo conosco. Non ha mai incontrato? Neanche mai incontrato, insomma, penso di fare un po' di vita pubblica, ma non mi sono reso conto di averlo conosciuto. Senta, tornando a parlare invece della questione, adesso abbiamo affrontato la questione della Brexit, però c'è un altro tema molto caldo, ci spostiamo proprio in Sud America, la questione del Venezuela. Sì. Ecco, questo è un tema che ha preoccupato moltissimo anche i friulani che sono in Venezuela. Lei è in contatto? Sì, noi siamo in contatto perché diciamo, abbiamo avuto dalla nostra regione mandato per devolvere, per dare un aiuto in termini economici ai nostri friulani diciamo, in Venezuela. Al momento, quindi dopo quasi un anno e mezzo, non siamo ancora riusciti a inviare medicinali piuttosto che altre cose di prima necessità, perché la complessità della macchina è talmente pericolosa che si corre il rischio di spedire e di non vedere più nulla e non sapere dove è finito. Ecco, sembra che in qualche modo abbiamo trovato un percorso che ci consentirà di arrivare a destinazione, però ecco, dico, ci abbiamo messo diciamo, un anno e mezzo dal momento in cui abbiamo avuto la disponibilità per fare qualcosa di buono. Cosa vi raccontano i nostri corregionali? Purtroppo la corruzione è al primo livello, chiaramente lì c'è la monarchia e quindi là si fa quello che vogliono alcuni e basta. Insomma, è un paese che ha venduto l'anima, purtroppo ha venduto l'anima e queste sono diciamo, le conseguenze. Ma ecco, c'è qualcuno che ha voglia di rientrare? Vorrebbe rientrare ma non lo può fare perché hanno difficoltà a lasciare quello che loro hanno, perché hanno lavorato per una vita, hanno costruito, hanno creato qualche cosa e dovrebbero lasciarlo là e quindi hanno delle difficoltà perché poi anche rientrare qui ha i suoi costi e quindi senza disponibilità non possono rientrare. C'è una situazione che vi preoccupa particolarmente? Sì, particolarmente, però ecco, la corruzione è un brutto
è un diavolo, è veramente un diavolo che rovina la società, e credo che sia uno dei problemi che, se non viene scardinato, non potrà essere risolto il caso. Noi non siamo il massimo esempio da quel punto di vista. Purtroppo, per alcuni casi purtroppo no, insomma, ecco, non si può generalizzare, ma è un fenomeno che, diciamo, che crea le condizioni per non fare sviluppo, per non fare efficienza, per non fare quello che si deve fare, diciamo, rendendosi utile per la società. Concludo solo quest'ultima parte che riguarda Ente Friuli nel Mondo, progetti per il 2019. Ma i progetti sono molti, adesso mi prendo in contropiede, ma voglio dire, cioè, abbiamo una rivisitazione della nostra rivista, che è molto, diciamo, molto letta in giro per il mondo. Abbiamo in programma la convention di luglio, che si terrà a Tolmezzo. Vorremmo diventasse una festa della carnia, della piazza, perché i carnici sparsi in giro per il mondo sono tantissimi, quindi noi riconosciamo che la carnia ha dato i natali a molte persone che hanno reso grande non solo il nostro Friuli, ma anche la nostra Italia. Diamo una mano alla carnia. A proposito, lancio un appello per il maltempo, per la questione del maltempo, date una mano. Ecco. Noi abbiamo lanciato diciamo, un messaggio a livello internazionale, e abbiamo anche già ottenuto diciamo, alcuni fondi direttamente destinati alla protezione civile, e quindi anche questa volontà di fare la nostra convention a Tolmezzo è proprio per riconoscere anche quanto, essere solidali rispetto a un fatto veramente grave che è accaduto. Un bel esempio. E invece adesso negli ultimi minuti le chiedo qualcosa che riguarda la manovra economica. Se un po' l'ha letta, ha dato un'occhiata, perché lei è un imprenditore, insomma, è stato anche presidente di Confindustria Udine, insomma, avrà dato un'occhiata a questa manovra, oppure... Devo dire che ho colto pochi segnali positivi, diciamo, per quanto riguarda il sistema produttivo. In questo senso vorrei sottolineare anche quanto detto dalla Presidente di Confindustria Udine in questi giorni, l'ho letto sulla stampa, del fatto che ovunque si parla di burocrazia, ma poi bene o male negli anni c'è sempre stato un montante continuo di burocrazia. Ecco, io credo che prima di tutto dobbiamo fare in modo che le aziende possano lavorare rispettando le regole, però possano lavorare nei tempi e nei metodi consentiti a un mercato che è sempre più dinamico, che è sempre più grintoso, ma che è sempre più difficile anche, no? E che vede dall'altra parte del mondo dei competitors che sono dei colossi, no? Certo. Quindi noi ci muoviamo in un mondo dove la velocità, ad esempio, fa la differenza, no? Ecco, e quindi questo è un argomento. Poi, ad esempio la tassazione, si parla di tassazione che verrà ridotta, ok, però pare di capire che poi si nasconda qualcosa da qualche altra parte, perché quando si dice ai comuni poi fate quello che potete o quello che volete, evidentemente noi come imprenditori ci aspettiamo che qualcosa accada sotto l'aspetto dell'incremento delle tasse comunali. No? La sensazione è che la coperta come sempre sia corta, per forza. Perché da una parte c'è la flat tax, a questo punto le partite IVA sono tutti contenti, fino a 65.000 euro, però dall'altra parte ci sarà qualcun altro meno contento. Siamo pensionati, rivalutazione da oltre 1.500 euro, chi riceverà la reddito da cittadinanza, qualcun altro dice ma perché io non posso ricevere qualche soldo in più? Prima c'era la mancia elettorale così chiamata del bonus Renzi, 80 euro, poi adesso c'è questo reddito di cittadinanza. Alla fine siamo sempre in campagna elettorale. Qua. Ma forse abbiamo spostato solo le pedine in sostanza. Non è che, però mancano delle riforme strutturali. Sì, risparmiare dove si deve, si può risparmiare e spendere bene i soldi che sono a disposizione, che sono sempre meno, ma spenderli bene, quello credo sia un elemento fondamentale. Poi noi parliamo di una regione, la nostra, che è una regione che comunque diciamo, è molto attenta alla spesa, non possiamo parlare male della nostra regione. Ecco. Però quando cominciamo a allargare un po' gli orizzonti, effettivamente quando il treno si sposta verso la capitale, vediamo che le cose cambiano. No? C'è una grande differenza. C'è una grande dispersione, perché insomma, io credo che la nostra regione abbia dimostrato negli anni di essere amministrata in un modo possibile e in un modo sta anche... tornando questa contraddizione, questa rivalità tra nord e sud nuovamente di questi tempi. Secondo lei potrà tornare di nuovo d'attualità? Ma probabilmente viene rimarcata proprio da fattori politici che hanno dimostrato che
diciamo in qualche modo hanno dato delle mance da una parte o dall'altra, facendo sì che appunto determinate situazioni si creino solo in una zona piuttosto che in un'altra, insomma, no? Quindi non solo il problema dell'Europa dove ci sono differenze fra i paesi, ma all'interno dell'Italia dove abbiamo differenze marcate su certe posizioni effettivamente che questo conflitto potrebbe ritornare, insomma, tant'è che qualche industriale già storce il naso nei confronti della Lega, dico qualche industriale anche nel nord-est, perché comunque la Lega è sempre stata paladina, insomma, dei valori del nord, forse se li è dimenticati in questo momento. Ma devo dire che comunque per chi fa le cose seriamente, diciamo, poi grandi differenze non ci sono. Noi abbiamo un'azienda anche in Meridione, in questo caso proprio in provincia di Matera, lavoriamo bene, le persone lavorano, quindi non si può mai generalizzare, ecco, sono sempre casi specifici. Però ecco, credo che le leggi debbano essere fatte in modo tale per cui insomma, i binari siano più o meno gli stessi per tutti, perché siamo in un paese e non siamo in due paesi. Grazie Adriano Lucci. Grazie a voi, buonasera. Grazie a tutti, noi ci vediamo con Screenshot domani alla solita ora. Arrivederci.